Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del Comendone veneziano. Finalmente su Amnesia, cavoli, anche il Comendone su Amnesia. Raga, inizio dalle mod perché la storia principale è stata rifatta un miliardo di volte, quindi parto con le mod. Ringrazio Mr. Magro che mi ha consigliato sta mod qua, è veramente un grande, consiglio anche il suo canale. E niente, dai, adesso basta parlare, ciaccolare, andiamo a giocare e a spaccare il culo a sti mostri obesi e scandalosi. Vai! Ragazzi, inizia l'avventura su Amnesia. Mai giocato a questo gioco, raga, mai giocato. Vediamo cosa combiniamo. Param pam però. Beh, intanto dobbiamo cercare ste robe, lanterna, robe così. Primo armadio. Oh, ha detto che è un gioco da pannolini, sono proprio curioso. Ok. Un gas. Un gas. E un gas. Chiavetta. Oh merda. Fanculo subito. E per spaventare il comendone ce ne vuole. Pippone obeso. Ok, allora vediamo. Oddio. Oh, bravo. Lanterna. E ok. Perfetto. Facciamo un bel scarafaggio merdoso. Questo sarà un documento. Porco diavolissimo! Oh, diavolissimo. Ah, che bastardi. Maledetti. No, siete dei maledetti. Ma comunque il Comendone non si spaventa, raga. Il Comendone non si spaventa. Controlliamo tutto per bene, che qua so che è fondamentale. Dai zombie, vieni fuori, dai. Oh, buh. Scandaloso. Ok. Si può suonare, che merda. Zombie? Beh, la porta in faccia. Aspetta che qua magari se non dobbiamo far troppo i fighi. Allora, sono un po' teso, raga, alla fine non ho mai giocato. Ma ok. Pozione della sanità mentale. 8. Aspetta. Non sprechiamo, tanto io non ho bisogno della luce. La luce, oh. E l'atmosfera è di quelle forti, eh. Zombie. Ecco. Oh. È chiusa. Oh, Dio mio. Cominciano gli indovinelli, raga. Comunque non ho fatto la storia, mi avete detto, insomma è stata fatta in tutte le salse, in tutti i modi. A sto punto comincio con queste mod e fanculo, aspetta dov'era? Che magari quella porta là. Se mi ricordo, cerchiamo di ripensare cosa faceva il sub, spostava roba tipo. Dai. Spostiamo un po' di cagate. Ecco. Ciao! Sono un porco. Cosa volete da me? Ma va a cagare. Oh, Dio mio. Questi si spostano. Oh, tutto si sposta in questo gioco, cazzo. Bella. Sposta. Aia. Raga, pazienza, è la prima volta che gioco, non so che cazzo devo fare, là c'è forse qualcosa. Ora i coglioni.
Madonna che nervi, spostati! Madonna, ragazzi, io purtroppo ho un problema, oltre ai tanti, quello che non ho proprio una pazienza incredibile. Quindi questo può essere un limite per me. The door is locked. E quindi, aspetta, Voi! Zombie, zombie, zombie. Voglio cagare addosso, a sto punto se tutti dicono ti caghi addosso, vediamo. Ok. Non vedo una sega. Raga, inizia la tensione, vediamo se veramente sto gioco è pauroso come dicono. C'è qualcuno? C'è qualcuno? Sto silenzio non mi piace. Ok. Cosa mi tocca fare? Madonna, ste porte del cazzo! Ok. Queste sono tutte robe che servono, teoricamente. E qua... Ah, ok, non c'è niente. Bene. Allora, servono ste robe? Vabbè, la chiave? Penso di sì. Aia. Ok. Oh, ma... Boys! Madonna, madonna. No, non devo però parlare male con la bocca. Delle esclamazioni non mi devo... Madonna. Mi sento un coglione. Oddio, no, fioi. Però non esclamazioni pesanti. Dai, cerchiamo di mantenere un profilo corretto. Dai, comendone, non farti riconoscere presso una persona... Dai, per cortesia. Aspetta che però ragazzi, puttana, un attimo, non aspettavo così sto zoccolo. Allora, adesso bisogna stare concentrati. Se ci stiamo concentrati, secondo me, non ci può succedere nulla. Però io vorrei le canzoncine, ma ha tolto le canzoni. O sta modo non presenta canzoncine. Vai! Che cazzo devo fare? Che non sono abituato con i mostri. Dove cazzo mi devo mettere? Oh merda. No raga, non sono capace. Non sono capace. Ecco. Sono tranquillo? Se non puoi, comendone, sei una merda, non puoi giocare se non sai come si fa. Sono deficiente. Quindi tranquillo adesso, non c'è più? Non c'è più. Porca Eva. Ma chi cazzo me l'ha fatto fare a me? Ma porca Eva. Ok, qua non c'è più niente. Andiamo. Io sono troppo cazzone, cioè... Io non sono... cioè... Io devo giocare a Fly Simulator, ragazzi. Fly Simulator. Quello è il gioco adatto al comendone. Perché non so come scappare, cioè dove devo scappare. Ecco, ah bene. Ok, allora devo trovare un altro pertugio. Ah, Jesus. No, qua però sono arrivato da qua. Sì, infatti. Porca miseria, però, cioè, non me l'aspettavo così, pam, sto mongolo. Allora, vediamo un attimo. Ci sarà qualche porta, qualcosa. La spostiamo come prima. Allora, vediamo. Però non posso, vedi, gioco e... Guarda ragazzi, non so le cose, dove cacchio devo andare.